Il premier Matteo Renzi al fianco di Alessandra Moretti, il segretario federale della Lega Matteo Salvini a quello di Luca Zaia. Una sfida nella sfida, quella dei big nazionali scesi in campo insieme ai loro candidati alla presidenza della regione. Nessuno è disposto a lasciare andare il Veneto. A Vicenza Renzi al volante, Moretti accanto a lui. Dobbiamo guidare il Veneto, scherza la candidata, convinta che a questa terra sia ora di dare di più. Secondo me la ripresa c'è, ma la gente è ancora un po' timorosa, bisogna dargli la fiducia e la dimensione anche del sogno. Secondo me i veneti, che sono dei grandissimi lavoratori, da quanti anni è che non sognano più? Cioè che non alzano più lo sguardo, testa bassa e berretta fraccata. A me piacerebbe lanciare questo messaggio ai veneti. Con me io mi siederò al governo insieme alla Boschi, insieme a Matteo Renzi. Trovare una soluzione. Troviamo una soluzione per, diciamo così, aumentare le prerogative del Veneto su alcune materie e conseguentemente avere più risorse da gestire. Zaia nervesa con Salvini per commemorare l'entrata in guerra dell'Italia nel 1915. Una corona nelle acque del Piave per onorare i caduti. Sono io l'anti-Renzi, dice Salvini, se alle elezioni arriverò secondo sono pronto a correre contro il premier. L'altro Matteo aspira a diventare il leader del centrodestra. La vittoria in Veneto sarebbe una medaglia importante. Intanto mercoledì sera alle 21.05 Rete Veneta ospiterà un confronto tra tutti e 6 i candidati alla presidenza della regione. A moderare il faccia a faccia tra gli aspiranti governatori il direttore Luigi Bacialli. Sul tavolo i bisogni e le aspettative della gente, a cui i candidati sono chiamati a dare una risposta.